Concludo solo richiamando la vostra attenzione su un aspetto. Questa sera non abbiamo il tempo di trattarlo, però vedete, in tutte le serate che Indipendenza Veneta organizza nel Veneto, 2, 3, 4 a sera, tutte le sere, ci sentiamo domandare: ma non è che poi cadremo dalla padella alla brace? Cioè, anche in Veneto, gli scandali, vedi quello che è successo recentemente col Mose, eccetera, eccetera, eccetera. Non è questo. Noi vogliamo organizzare uno Stato moderno, uno Stato efficiente, che si fondi su valori etici dati dalla nostra storia, ma vogliamo creare uno Stato dentro il quale ci sia una visione futura, ci sia un diverso modello di sviluppo, un modello di sviluppo diverso da quello che fino ad oggi ha caratterizzato una totale deregulation, vorrei dire quasi selvaggia in Veneto. Bene, merita per alcuni aspetti, ma è un sistema che oggi è finito. Tutti noi siamo chiamati sia che il Veneto, Dio non voglia, rimanga nell'Italia, sia che il Veneto diventi, come noi siamo convinti, una repubblica indipendente e sovrana. Siamo chiamati a costruire un nuovo modello di sviluppo di questo Veneto. Allora, perché costruire questo modello di sviluppo davanti o sopra le macerie di una casa che sta crollando, quando invece possiamo prendere il terreno vergine, scavare delle fondamenta antisismiche, tirare su i muri belli grossi, i doppi vetri, i pannelli solari, fare una casa con la migliore arte che oggi si può costruire, dove ciascuno di noi è chiamato a dare un contributo per costruire uno Stato, non dico perfetto perché quello perfetto non esiste, ma uno Stato nel quale vivere tutti uniti da quello spirito che ha contraddistinto i nostri paesi, ha contraddistinto la nostra cultura fino all'altro ieri, vivere liberi. Vivere liberi, Paroni a casa nostra dicendo, è uno slogan che è sempre valido, anche se qualcuno lo può avere superato, però tutti voi siete chiamati, perché Indipendenza Veneta non riuscirà a farlo, il Veneto Decide da solo non riuscirà a farlo. Però noi abbiamo messo questo germe che spetta a voi, usciti da qui, lo hanno detto diversi altri nei saluti introduttivi, uscite da qui, dovete fare fruttare, fuori ci sono 5 milioni di veneti, qui siamo in 500-600, quanti siamo circa? Ce n'è di lavoro da fare. Io vi chiedo, noi vi chiediamo, come Indipendenza Veneta, e mi permetto di parlare solo perché sono qui anche a nome del Veneto Decida, vi chiediamo di dare il cuore a questa idea, di lavorare non per l'indipendenza veneta, ma per l'indipendenza veneta del Veneto, perché è una cosa che si può fare. La stiamo già facendo. Sono sicuro la portata storica di questo passo che loro, i consiglieri regionali, sono sollecitati da me, da noi, da voi, da tutti voi, sono sollecitati ad approvare. Giovanni, più tardi arriva anche Stefano Ladigamberi, altro consigliere regionale, portate in consiglio regionale questo, vorrei dire urlo, ma è una parola che non mi piace, questa richiesta ferma e decisa del popolo veneto di poter decidere del proprio futuro. Il Veneto decida, non altro. Vi saluto e vi porto tutti in mano.